Eder. Mac. Pallister. A quasi 18 anni dal brutale omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco, la sua famiglia si ritrova ancora una volta immersa in un nuovo e doloroso capitolo giudiziario. La procura di Pavia ha infatti riaperto un fascicolo di indagine, questa volta su Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, ora formalmente indagato per omicidio in concorso, ipoteticamente con Alberto Stasi o con ignoti. La riapertura dell'indagine rappresenta un colpo difficile per i genitori di Chiara, Rita Preda e Giuseppe Poggi, che continuano a considerare un solo colpevole, Alberto Stasi, il fidanzato della figlia, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per il delitto. Tuttavia, il prossimo 16 maggio si aprirà una nuova fase giudiziaria. Un'udienza in tribunale darà il via a un incidente probatorio, durante il quale verranno analizzati nuovamente i reperti rinvenuti sul luogo del delitto, confrontandoli con il profilo genetico di Sempio e potenzialmente con quelli di altre persone. Questo nuovo filone nasce da un'iniziativa della difesa di Stasi, che ha contestato la perizia genetica condotta nel 2014 dal professor Francesco De Stefano. All'epoca sulle unghie di Chiara venne isolato un cromosoma Y, elemento genetico maschile, che non fu però sufficiente per formulare accuse precise. Oggi però i genetisti incaricati dalla famiglia Stasi sostengono di aver identificato quel cromosoma in modo inequivocabile come appartenente ad Andrea Sempio. Da qui la decisione della procura di indagare ulteriormente. In un'intervista a Quarto Grado, i genitori di Chiara hanno voluto chiarire alcuni aspetti. Di cromosomi Y compatibili in un paese come Garlasco potrebbero essercene anche 500, ha affermato la madre. Sulle tracce genetiche di Sempio in casa, la donna ha spiegato che la sua presenza non era affatto inusuale. Mi ricordo Andrea giocare con mio figlio davanti alla TV o in camera di Chiara, al computer. E ha aggiunto che, a sua memoria, Chiara e Andrea si conoscevano solo superficialmente. Non mi risulta si siano mai fermati a parlare da soli. I Poggi sottolineano inoltre un dettaglio che, secondo loro, alimenta i sospetti. Se Sempio sapeva che Chiara era sola con il fidanzato, perché chiamare 5 giorni prima e poi presentarsi solo il 13? Riferendosi a una serie di telefonate effettuate da Sempio in quel periodo per cercare l'amico, poi scopertosi in vacanza con i genitori. La famiglia Poggi respinge anche le insinuazioni secondo cui l'atteggiamento prudente nei confronti delle nuove indagini sarebbe legato al risarcimento stabilito in sede civile a loro favore da parte della famiglia Stasi. Giuseppe Poggi chiarisce: avevamo chiesto molto meno, ma se lui versa 2/5 dello stipendio ci vorranno 40 anni. Io non ne vedrò la fine. Resta per i genitori una certezza granitica. È stato Stasi a uccidere nostra figlia. Tra gli elementi che li convincono, le famose scarpe pulite. Secondo il loro ragionamento, se Stasi fosse davvero entrato nella casa e salito le scale fino al punto in cui giaceva il corpo di Chiara, non avrebbe potuto avere le scarpe immacolate. I giudici hanno stabilito che, prima di recarsi dai carabinieri, Stasi sarebbe tornato a casa per cambiarsi e disfarsi delle calzature indossate al momento dell'omicidio. Un gesto che, per i Poggi, conferma il tentativo di occultare le prove. Un ulteriore interrogativo resta per loro senza risposta. Che bisogno c'era di buttarla giù dalle scale? Il corpo di Chiara fu infatti rinvenuto al piano inferiore, in fondo alla rampa interna. Una scena che ancora oggi non riescono a spiegarsi. Nel frattempo attendono gli sviluppi dell'incidente probatorio e le nuove analisi sui reperti. In un passaggio toccante, Giuseppe Poggi ricorda l'ultima volta che vide sua figlia. Avevo caricato l'auto per partire. Le dissi: se hai cambiato idea, facciamo in fretta il trolley e vieni anche tu. Poi le raccomandazioni di ogni padre: non aprire a nessuno. Nonostante tutto, i Poggi non hanno mai pensato di lasciare la casa dove si è consumata la tragedia. Non avrebbe cambiato nulla. E da quasi 18 anni convivono con un dolore che non conosce tregua, aggravato da processi che sembrano non finire mai. Il 10 maggio 2025, un episodio inquietante ha scosso la tranquillità di via Montebello a Livorno. Intorno alle 8:30 del mattino, un passante ha notato numerose macchie di sangue sul marciapiede e ha prontamente allertato il 112. Le tracce ematiche si estendevano dall'ingresso di un condominio fino al secondo piano, passando per le scale e i pianerottoli. Dinamica dell'evento.
L'intervento immediato delle volanti della questura e della polizia scientifica ha permesso di avviare le indagini. Gli agenti hanno repertato tutte le tracce ematiche per analizzarle e determinare se appartenessero a una o più persone. Al momento non risultano feriti tra gli abitanti dello stabile. Alcuni residenti hanno riferito di aver sentito suonare il campanello intorno alle 5:40 del mattino, ma senza ulteriori segnali o richieste di aiuto. Ipotesi investigativa. L'ipotesi principale è che una persona, non residente nel condominio, sia entrata durante la notte e si sia ferita o sia stata aggredita. Tuttavia, non è chiaro come nessuno si sia accorto dell'accaduto. Le indagini proseguono con l'analisi delle tracce ematiche e l'ascolto dei residenti per raccogliere ulteriori informazioni. Contesto urbano, via Montebello è attualmente interessata da lavori di rifacimento dei marciapiedi, iniziati nell'agosto 2024 come parte del piano di abbattimento delle barriere architettoniche BEB, il comune di Livorno. Questi interventi potrebbero aver influenzato la sicurezza e la sorveglianza della zona. Collaborazione interforze. L'evento si inserisce in un contesto di rafforzamento delle misure di sicurezza nella città di Livorno. Dal settembre 2024 sono in corso operazioni ad alto impatto coordinate dalla Prefettura, mirate a contrastare la criminalità e migliorare la vivibilità urbana. Queste operazioni hanno portato a numerosi arresti e controlli sul territorio. Conclusioni. Al momento le indagini sono in corso e non sono stati resi noti ulteriori dettagli. La polizia scientifica continua l'analisi delle prove raccolte, mentre le forze dell'ordine mantengono alta l'attenzione sulla sicurezza della zona. Le operazioni di recupero del veliero Bayesian, affondato al largo di Porticello nel Palermitano, sono state temporaneamente sospese in seguito alla tragica morte di un subolandese avvenuta nel pomeriggio di venerdì 9 maggio. La vittima Rob Cornelis Maria Wiben, 39 anni, si trovava a circa 50 metri di profondità durante un'immersione tecnica finalizzata al taglio del boma dell'imbarcazione, propedeutico alla successiva rimozione dell'albero maestro, alto 75 metri. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il sub sarebbe stato colpito da un elemento metallico durante le operazioni subacquee, riportando lesioni mortali. In quel momento era affiancato da altri colleghi sommozzatori che partecipavano alle complesse attività di recupero dello yacht. A seguito dell'incidente, il pubblico ministero di Termini Imerese, Raffaele Cammarano, titolare sia dell'inchiesta sull'affondamento del Bayesian che di quella sulla morte del sub, ha disposto l'immediata sospensione delle attività della società incaricata dei lavori e il sequestro dell'area. È attesa inoltre la disposizione dell'autopsia sul corpo della vittima, al fine di chiarire con esattezza la dinamica dell'incidente. Le indagini sono in corso e mirano a verificare l'eventuale presenza di responsabilità o omissioni nella sicurezza delle operazioni subacquee. Si chiama Emanuele De Maria, nato a Napoli nel 1990, il detenuto in semilibertà ricercato per un tentato omicidio avvenuto alle prime luci dell'alba di oggi, sabato 10 maggio, a Milano. Intorno alle 6:30 De Maria ha aggredito con più coltellate un collega di origine egiziana di 50 anni davanti all'Hotel Berna in via Napo Torriani, dove entrambi lavoravano. La vittima come barman, l'aggressore come receptionist. Secondo una prima ricostruzione, i due avrebbero avuto un violento litigio culminato nell'accoltellamento. L'uomo ferito è stato soccorso in codice rosso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda, dove è stato immediatamente sottoposto a intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravissime e la sua vita è attualmente in pericolo. Subito dopo l'aggressione, De Maria è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenute rapidamente le volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e successivamente gli investigatori della squadra mobile, coordinati dal dirigente Alfonso Iadevaia. Le ricerche del fuggitivo sono in corso. Emanuele De Maria è un pregiudicato con un passato penale pesante. Era stato condannato a 15 anni di reclusione per omicidio volontario. Il delitto risale al 2016, quando uccise a coltellate la 23enne Rakeb Umaima, una giovane tunisina che si prostituiva all'interno dell'hotel Zagarella di Castelvolturno, noto crocevia del traffico di droga. Dopo una breve latitanza, venne arrestato in Germania nel 2018 ed estradato in Italia.
Al momento dell'aggressione di oggi, De Maria si trovava in regime di semilibertà presso il carcere di Bollate, beneficiando di permessi giornalieri per lavorare all'Hotel Berna. Tuttavia, già dal pomeriggio di ieri aveva disertato il lavoro e in serata non era rientrato in carcere, violando le condizioni del suo status detentivo. Il movente dell'aggressione non è ancora stato chiarito. Gli inquirenti stanno ascoltando i colleghi e analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza nella zona, mentre la caccia all'uomo è ancora in corso. Lui da Silva torna in carcere, dimesso dall'ospedale dopo 8 giorni di ricovero, a giorni la chiusura delle indagini. Il 12 maggio la manifestazione dei sostenitori è rientrato in carcere lui da Silva. Il 35enne senegalese è accusato dell'omicidio volontario pluriaggravato di Pierina Paganelli, uccisa la sera del 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino a Rimini, con 29 coltellate. Da Silva era stato ricoverato il 1° maggio scorso all'ospedale Infermi di Rimini a causa di un coma metabolico, conseguenza diretta dello sciopero della fame e della sete che portava avanti da giorni in segno di protesta. Ieri pomeriggio, alle ore 14:30, è stato dimesso, dopo che i medici del reparto di psichiatria dove era stato trasferito hanno ritenuto le sue condizioni cliniche compatibili con un ritorno in custodia cautelare. Durante i giorni di degenza, le sue condizioni sono progressivamente migliorate, anche grazie al fatto che a metà settimana Da Silva ha ripreso ad alimentarsi spontaneamente. Ieri in ospedale sono stati ricevuti, su autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, i suoi avvocati difensori Riario Fabbri e Andrea Guidi, oltre all'ambasciatore del Senegal. Dopo il colloquio è arrivato il nulla osta sanitario al trasferimento in carcere, dove Da Silva si trova detenuto dal 16 luglio 2023. Ma la battaglia legale è tutt'altro che conclusa. Il prossimo appuntamento chiave sarà il 22 maggio. Data in cui è fissata una nuova udienza davanti al Tribunale del Riesame di Bologna. I giudici saranno chiamati a esprimersi su un'ulteriore richiesta di scarcerazione avanzata dalla difesa, dopo che il GIP ha recentemente rigettato la precedente istanza. Il Riesame si era già pronunciato in una precedente composizione, confermando la custodia cautelare in carcere. Parallelamente, le indagini preliminari sull'omicidio di Pierina Paganelli stanno per giungere al termine. È infatti attesa a giorni la notifica di chiusura delle indagini a carico dell'indagato, un passaggio che, nella prassi giudiziaria, precede la probabile richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura. Mentre la vicenda giudiziaria entra in una fase decisiva, fuori dalle aule dei tribunali si prepara una manifestazione pubblica che sta attirando attenzione a livello nazionale. Il prossimo 12 maggio, infatti, si terrà un raduno autorizzato davanti al Palazzo di Giustizia di Rimini, organizzato da uno youtuber che segue il caso e ha lanciato un appello a tutti i cittadini che chiedono una verità più colorata e vogliono esprimere solidarietà a Da Silva. La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 11 del mattino e sarà presidiata dalle forze dell'ordine. Non sarà consentito l'ingresso all'interno del tribunale. Gli organizzatori, in un video pubblicato su YouTube, hanno chiarito che l'evento sarà assolutamente pacifico, vietando qualsiasi comportamento violento e specificando che ogni partecipante dovrà mantenere un comportamento rispettoso e civile. Nelle ore precedenti al raduno, molti utenti stanno condividendo un messaggio chiaro e diretto. Questa volta non basta esserci col cuore, serve la presenza fisica. Non si tratta di una semplice adesione simbolica. L'invito è a esserci concretamente, perché, come scrivono in tanti, se fosse un flop di presenze, diranno che alla fine tutti sono d'accordo con la procura. È per questo che gli organizzatori ribadiscono: serve esserci fino a lì. Col cuore ci si può essere ogni giorno, ma stavolta occorre esserci di persona. Una chiamata alla mobilitazione che mira a rompere il silenzio e che segna un nuovo capitolo parallelo, fatto di cittadinanza attiva dentro una delle vicende giudiziarie più controverse dell'ultimo anno.
Secondo le ultime voci, mercoledì si dovrebbe chiudere l'indagine, quindi verrà rinviato a giudizio solo Luis. Evidentemente siamo appena in tempo per quella manifestazione che dopo mercoledì non servirebbe a nulla. Per chi finge di non capire il titolo della manifestazione, una verità più colorata si intende non solo rilevare le prove contro il colore nero, ma anche analizzare quelle contro il colore bianco. La frattura alla vertebra T2 non sarebbe più opera di Sebastiano Di Chi per lui, ma di Jack il fratturatore. Anche potrebbe essere legata allo spostamento del cadavere. Se è stato manipolato in modo brusco, sì. La professoressa Cattaneo dice che non risulta che ci siano state movimentazioni brusche, però questo non risulta, però potrebbe essere. Questo non lo sappiamo. La risposta della professoressa Cattaneo è perfetta, perché effettivamente possiamo dire che è una lesione vitale, ma che può avere margini di vitalità anche nell'immediato post mortem. È vergognoso che una persona che lavora, anzi mi informerò dove lavora, e se è così deve essere secondo me licenziato immediatamente. Se invece appunto lui sta millantando questa azione fatta, auspico che le autorità o la polizia giudiziaria appunto prendano i provvedimenti necessari, penali, anche per fargli pagare quello che ha detto. Doveva denunciare subito, dichiarare, cioè nella prima autopsia cosa era successo, cosa che non è stata fatta. Ancora peggio allora, perché allora lui prende il lavoro che è come il lavoro che fa un operaio. E mia sorella era mia sorella, ma anche un altro corpo purtroppo deve essere trattato con dignità, non come un sacco di patate. Allora che vediamo se ha una documentazione anche di riguardo e deve, se è così deve pagare per quello che ha fatto. Anche mi sembra la professoressa Cattaneo evidenzia che era una cosa per il mortale, ecco, la frattura per il mortale, non una cosa che è stata fatta dopo. Di sicuro c'è qualcosa che cerca di mettere fumo negli occhi affinché non si vada verso la verità. Praticamente uscita di questo tecnico di laboratorio è arrivata dopo che io ho fatto un esposto all'ordine dei medici, e mi sembra strano anche questo, nel quale io ho evidenziato e chiesto come mai appunto non sono stati seguiti i protocolli regolari quando è stato fatto il sopralluogo nel ritrovamento del corpo. Quando c'è stata la guerra era Jugoslavia. Allora, nell'epoca della guerra io avevo messo il mio Mercedes laggiù, ero venuto qua dietro e qua sparavano, c'erano dei soldati qua che si sparavano di là, soldati là che si sparavano di qua, io ero nascosto qua dietro, no? E a un certo punto ho visto un soldato che c'era qua in mezzo, su tutti i giri, vedi, c'è un piazzale che adesso ci sono dei fiori, qua c'era il carro armato. Ho visto un soldato che è arrivato qua, ha buttato la bomba a mano dentro al carro armato, alla torretta del carro, che poi è esploso. Io ero qua, sono riuscito a fare parecchi scatti di questa esplosione. Qua è stata veramente, ho fatto un reportage alcuni giorni, poi laggiù in fondo, ma adesso molto lontano, sono stato catturato assieme ad altre persone, ma sto qua erano talmente ubriachi che si sono un po' allontanati. Io a un certo punto uno era scappato, poi gli hanno sparato e io sono riuscito, nella distrazione di questo soldato, sono riuscito a entrare in macchina, con me c'era
il cronista del Messaggero Flavio Ramit, e siamo riusciti a scappare. C'era qua la polizia che ci stavano aspettando, hanno messo sulla sbarra, siamo passati, siamo ritornati in Italia. Io avevo paura perché l'esplosione è stata molto forte, è stato molto forte. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.